Le ha formalizzate ieri durante la conferenza dei capigruppo. Raffaele Sanzo toglie il disturbo e non tornerà più, almeno fino al termine di questa parentesi amministrativa, dentro Aula Sollano. Si è dimesso da consigliere comunale, ufficialmente per motivi personali, perché non riesce più a conciliare gli impegni istituzionali con quelli legati al lavoro che lo tiene lontano da Agrigento. Lui si trova nella capitale, dove collabora in pianta stabile con l'onorevole Giuseppe Fioroni. Ma Sanzo nell'ultimo periodo avrebbe anche confessato tra i banchi un certo malessere politico all'interno della coalizione governativa. Sta di fatto che è passato ai saluti, così è pronto a fare l'ingresso nell'assise cittadina il primo dei non eletti della lista Agrigento Rinasce. Si tratta di Calogero Alonge, il quale però, secondo i bene informati, sarebbe orientato a non confluire tra le liste della maggioranza, i cui numeri in aula, tenuto conto di questa defezione, si andrebbero ad assottigliare. Appena qualche settimana fa si era tirato fuori il gruppo di Moriano, che proprio oggi, attraverso una nota, esprime apprezzamento nei confronti di Raffaele Sanzo e considera le sue dimissioni politicamente gravi. Il fatto che un incallito firettiano della prima ora come lui abbia maturato questa scelta, affermano i consiglieri di opposizione Gerlando Gibilaro, Angelo Vaccarello, Marco Vullo e Giuseppe Picone, conferma ormai un evidente disagio e una profonda frattura all'interno della maggioranza, che continua inesorabilmente a perdere pezzi. E le fibrillazioni non si fermano. C'è da capire come finirà il caso PD. Le recenti dichiarazioni dell'assessore Riolo hanno infatti innescato una netta presa di posizione dei vertici cittadini e provinciali del partito. Silvia Licata e Giuseppe Zambito hanno annunciato un momento di confronto e di chiarimento, ma crediamo noi, spiegano ancora i 4 consiglieri del gruppo Uniti per la Città, che le parole di Riolo avranno infastidito pure la sua collega di banco, Angela Galvano, e il consigliere Nino Amato. La questione riguarda la destinazione di fondi nel settore dei servizi sociali. Riolo in aula ebbe a dire che prima si faceva clientelismo con l'erogazione di contributi a pioggia. Ebbene, i precedenti assessori al ramo, precisano Gibilaro, Vaccarello, Vullo e Picone, corrispondono ai nomi di Galvano prima e di Amato poi, in azione sotto la sindacatura Zambuto targata PD. Da qui a breve ipotizziamo, concludono i dimoriani, che le carte in tavola potrebbero cambiare ancora. E intanto, con l'uscita di scena di Sanzo, si aprirà la corsa alla conquista della poltrona di vicepresidente di Aula Sollano, da tempo rivendicata con forza dalle opposizioni, nel rispetto della rappresentanza democratica.